Cala il numero dei ricoverati, nelle ultime 24 ore quasi 2.000 guariti, ma 610 le vittime, 105 medici deceduti. Verso la proroga delle restrizioni, Conte, ripresa graduale, a fine aprile potranno riaprire alcune attività, Europa dia risposte adeguate. Eurogruppo round finale, restano le distanze con l'Olanda, Merkel noi solidali ma no ad Eurobond, misure sul tavolo sufficienti. Il tedesco Die Welt, mafia aspetta i soldi di Bruxelles, Di Maio inaccettabile, in Senato ok, fiducia sul Cura Italia, l'attacco alle opposizioni. Lombardia superati 10.000 morti, al TG1 un primario della Bergamasca contrari alla riapertura dell'ospedale di Alzano ma non ci ascoltarono. Giovedì santo senza fedeli a San Pietro, il Papa, preti, medici e infermieri sono i santi della porta accanto vicino ai sacerdoti calunniati. Da invisibili ad essenziali, la pandemia esalta il lavoro di cassieri, netturbini, magazzinieri, fattorini, addetti alle pulizie, trasportatori. Grazie al loro impegno il mondo in quarantena evita la paralisi. Buonasera dalla TG1. Diminuisce dunque la pressione sugli ospedali, continuano infatti a calare i ricoveri nelle terapie intensive, nei reparti quasi 2.000 i guariti, ma è ancora alto il numero dei decessi e sono 105 i medici morti. La storia della vittima numero 100, una dottoressa di origini siriane. I servizi sono di Roberta Badaloni e Giovanna Cucè.